E ci sono 3 gruppi di vertebrati che hanno acquisito la capacità del volo attivo, vale a dire sbattendo le ali. E in ordine di apparizione nella storia della Terra, il primo gruppo è stato quello degli pterosauri, il secondo gli uccelli e il terzo i chirotteri, cioè i pipistrelli. Gli uccelli si differenziano dagli altri 2 perché hanno la struttura portante, l'ala, formata dalle penne, che sono delle squame modificate. Pipistrelli e pterosauri invece hanno un'ala membranosa. Una membrana forma la maggior parte della superficie portante dell'ala ed è tesa dalle dita più o meno sviluppate. Gli pterosauri sono il primo gruppo che è apparso nella storia della Terra a sviluppare quest'ala. Gli pterosauri sono apparsi circa 220 milioni di anni fa e si sono estinti completamente 66 milioni di anni fa, quindi nessuno ne ha mai visto uno. Tutto quello che sappiamo sugli pterosauri deriva dai fossili. Gli pterosauri hanno sviluppato un'ala grazie all'allungamento del quarto dito della mano, la parte principale dell'ala è l'ala tesa dal quarto dito della mano, le cui falangi si sono allungate enormemente, però solo un dito ha le falangi estremamente allungate. Questo dito tendeva una membrana che si attaccava nelle forme più primitive probabilmente alla caviglia e alle forme più evolute sull'arto posteriore, lateralmente al lato posteriore. Poi gli pterosauri avevano altre membrane, sicuramente ce n'era una tesa tra il polso e la spalla, il propatagio, e c'era anche una membrana tra gli arti posteriori. Non sappiamo se si attaccasse alla coda o alla base della coda oppure se andasse da una gamba all'altra, non è ancora chiaro. E comunque quella è un'altra membrana che serviva per aumentare la portanza di questi animali volatori. Ma la membrana principale era quella alare tesa dal quarto dito. Questa membrana ovviamente era tesa solo sul lato anteriore, diciamo, dell'ala. Il lato posteriore non era irrigidito da altre strutture, quindi per avere un'ala che tenesse la forma, all'interno della membrana si sono sviluppate delle fibre più o meno rigide, le actinofibrille, che servivano a mantenere la forma dell'ala mentre l'animale non aveva le ali per volare. E questa è una caratteristica degli pterosauri. Invece i pipistrelli sono diversi. Luca, com'è l'ala del pipistrello? Com'è formata? Dunque, l'ala del pipistrello ha diversi aspetti in comune con quella degli pterosauri, infatti anche in questo caso la portanza dell'ala è data da una membrana che si chiama patagio, che prende in realtà diversi nomi a seconda dell'ubicazione. Distinguiamo anche nei chirotteri un propatagio, un datilopatagio, un plagiopatagio man mano che si va verso la coda, e l'uropatagio che è compreso tra gli arti posteriori, in genere comprende anche la coda. In questo caso però nei chirotteri questa membrana, il pataggio, non è sotteso da un unico dito, ma a tutti gli effetti dalle dita della mano. Infatti anche il nome stesso, chiroptera, deriva dal greco e significa in sostanza mano-ala. Infatti se vedessimo lo scheletro, vi mostrerò lo scheletro l'ala di un chirottero, e si vede che è proprio realmente formata da una mano, dalle ossa di una mano, che sottendono gran parte della membrana. Fa eccezione il pollice, che è totalmente libero e che serve agli animali per arrampicarsi. Un'altra differenza rispetto agli pterosauri, oltre al fatto appunto che la membrana non è sottesa da un solo dito ma da 4 dita, è il fatto che nei chirotteri l'ala viene utilizzata sia per volare ma anche come mano, perché in effetti di mano si tratta. Infatti molte specie riescono a utilizzarla durante la caccia per afferrare e avvicinare gli insetti, le prede, alla bocca. La forma dell'ala dei chirotteri è molto diversa a seconda dei gruppi, e possiamo distinguere 2 grosse categorie, che sono i grandi volatori, che hanno un'ala
molto allungate, strette, sono in grado di un volo più battuto, più potente, e invece i volatori, diciamo, di manovra non hanno molto tozza e corta, che serve per il volo appunto per la caccia tra le fronde degli alberi, e quindi ha una minor portanza e necessita di un volo più energico, più battuto. Pterosauri e chirotteri, i pipistrelli, sono un caso di convergenza evolutiva. Due gruppi molto distanti dal punto di vista della parentela, nettamente separati nella loro storia evolutiva, hanno convergentemente evoluto una struttura per volare l'ala.